raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su Euro Truck Simulator 2 stavolta. Perché volevo fare sia Euro che America, quindi, anzi quando ci saranno i video di Truck Simulator probabilmente li voglio mettere tutti e due. Allora oggi siamo a Genova e dobbiamo andare a Lubiana a portare mobili. E ok. Adesso che sto giocando all'American vedo una differenza clamorosa. Vedi, ecco però, saranno anche belle le tendine. Però non vedi un cazzo. Non vedi veramente, sono 563 chilometri. Ok, benissimo. Si parte già molto bene. Volevo prendere un camion e un autista, però sono ancora veramente scarsi. È ancora veramente scarsa la gente che posso assumere. Le devo togliere adesso, appena trovo un'officina le levo perché vedo proprio che la differenza è notevole. Dai, dai, il cretino. Ok, perfetto. Che l'officina non la becco qua. Vabbè, se la trovo per strada, boh, se no fa culo. Devo andare in Slovenia, raga. Dobbiamo andare in Slovenia. Ecco la fisica è una cosa, non vedo l'ora che esca la pace della fisica su American Truck. Dai, vecchio, su. Tic toc, tic toc, tic toc. Ok. Ok, vedi la differenza proprio dei paesaggi tra Europa, fa culo però, tra Europa e America. Questa è una cosa fatta benissimo, veramente, sono stati veramente bravi su American Truck. Ok. Poi la cosa bella dell'America è che non ci sono i pedaggi, questa è proprio una figata, sinceramente. È una delle cose più belle, guarda. Ho già fatto 2 danni in 2 minuti, che bello. Frena, frena, porco. Mamma mia. Mancano 433 km. Occhio. Stiamo facendo più caselli che altro. Ho portato un'altra macchina con che vale veramente. Mi sono abituato con American Truck, quindi con la fisica e le risposte del camion sono diverse. Come mangiarsi i soldi, evviva. Ora Nestlé, che bello. Voglio il rimorchio della Nestlé, è ufficiale. Vediamo in che zona siamo. E stiamo lasciando Milano per andare a Veronas. Siamo vicini a casa del Cume, raga. Cosa ho fatto? No, non so neanche ma Dio. Oh, però che sboro, cioè, vedi. Traffico di... non sono più abituato al traffico massimale, figlio. Il traffico con la mod, ma porca. Ho buttato via 1500 euro. Ci voglio credere. Allora, no, qua siamo a Malpensa, siamo. Appena partito un Boeing. Catroia, però non posso mangiarmi i soldi così, Dio sent. Ci siamo proprio all'aeroporto di Malpensa. Proprio per stare in tema con Fly Simulator. Ragazzi, come è tornato alle origini, fai di simulatori e fanculo. Che stiamo tirando anche bene, per carità. Basta anche... C'è un po' di lavori in corso, c'è qualcosa. Spero le strade italiane le hanno fatte veramente
Schifose, cazzo. Lavori in corso. Curve alla cazzo. Proprio... Italian style, fai. Italian style. Chi è Bartolini questo cazzo? No. GLS. Ok. Mancano 382 km. Il camion è al 13% dei danni. Sono stanco, insomma, ho 1000 km di autonomia. Però le tende le devo levare, ho paura, se... Oh, sta calmo, come relax. Relax, come relax. Dai, superiamo tutti qua. Curvone della vita, fioi. Qua siamo in Europa, qua comanda il cume. Dai ragazzi, vai di tirare, vai a super tiratona. Il cume c'è ragazzi, il cume c'è. Un cume in grande spolvero, quello di quest'oggi. Molto bene, molto. Siamo ai 130 ragazzi. Vai Scania, pompa! Ragazzi, ho fatto un pisolino a Padova. E sta anche piovendo di brutto, cazzo. Porca troia, mezzanotte e 30 e piove al massimo. Dio santo. Pioggiona come indiana. Guarda che... Guarda che roba. Si vede una mazza. Dopo a Padova, pioggiona obesa. A Padova devono mettere anche gli abbaglianti, fai. Si vede un cavolo. Vabbè, siamo comunque in perfetto orario, cioè, anzi stiamo stra in anticipo, cioè, la consegna era prevista per giovedì alle 15, cioè, veramente si gode. Però piove veramente tanto. Tra poco siamo a Venezia. Stare anche attento a correre così tanto in queste condizioni. Ta 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 ta. Pa pa pa. Pianino, qua abbiamo il casello. Tipico casello come indiano, madonna quanti ce ne sono, madonna. No! Velocissimo. Aia, 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 aia. Niente, io i caselli non ho un bel rapporto. Devo sempre pagare. L'unica cosa che conta è pagare. Tira fuori skei. 90 km siamo a Lubiana. Siamo già in territorio sloveno. O forse no, forse abbiamo superato da poco Udine. Ancora manca qualche chilometro. Si vede un cazzo, fiori, guarda che roba. C'è il buio più totale. Continua a piovere. E dai che siamo arrivati. La Veneziana dei trasporti in Europa è molto più attiva, chiaramente, perché è già da anni che è sul mercato, mentre in America dobbiamo ancora crearla, ma penso che nel prossimo video ci sarà già il camion cumendiano. La Veneziana dei trasporti vuole espandere in tutto il mondo, ragazzi. 70 km, 70 km. E siamo ai 116 con il diluvio. Dai, comendone. Dimostraci che guidare i camion è arte, poesia allo stato puro. Poi siamo in mezzo ai boschi, siamo, per quello non si vede un cazzo. Dritti. Camion UPS davanti.
Lubiana, Lubiana, next stop, Lubiana, Lubiana. Very good, Kube, very good. Siamo arrivati. La Venezia nei trasporti colpisce ancora. Merda, no, 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 qua rischio l'incidentone. Crazy. Mamma mia, cosa ho rischiato. Mamma mia, ragazzi, ho un sonno. Momenti duri per il Cube. Dai, fioi, dai. Fantastic, fantastic, fantastic. La pioggia non può piovere per sempre, dicevano. Catroia. Io e le mie idee di dormire. Sono le 3:03 di giovedì. Sarà qua? Dimmi che è qua. L'ho azzeccata, figlio. Piano. Bravo Cube. Ok, dai che ci siamo. Vai, poco da lampeggiarmi, non vedo un cazzo, hai poco da fare i cosi, oh. I fari. Ah, stronzo. 80. Vediamo se no mi spaccano i maroni. Guarda che bei paesaggi che ci stiamo perdendo per colpa di un tempo tiranno. Sporfio e curva è un po' impossibile. No! Eccola là, eccola là. Eccola là. Eccola là, niente, quello track, fioi, è così. Ma Dio buono. Fossato come indiano, raga, fossato. Fossato, raga. Ma Dio santo. Danno 2%. Ma che sboccio, però ma vaffanculo, che cazzo. Dio santissimo. Limitatore per 2 all'ora, ma dai. Abbiamo speso, guarda, lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Disastro totale. Quanto prendevo da sto lavoro? No, ho anche sbagliato. 16.000, no dai, 16.000, 10.000 prendo. Beh, quando sei rincoglionito è anche giusto, insomma. Proprio le misure cambiate. Già il Kuma è famoso per gli incidenti, qua proprio il fossato ho preso. Più anche il cambio da American Truck. Qua non parcheggio, non ho bisogno di esperienza veloce. Vai. Ottimo lavoro, sti cazzi. Pararirirorro. Ok raga, sotto il comandante veneziano. La Veneziana dei trasporti colpisce anche in Slovenia. Camion distrutto, però purtroppo ho fatto un incidente proprio nell'entrata a Lubiana. Ma niente, fai questo è anche il bello del Cube. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!